Ci risiamo? Sì. Abbiamo avuto un altro... (14 pari il punteggio al Palasport di Diamante). Leporini al servizio. Dopo un break di 2 punti della Jolly si è rifatta sotto il Diamante. Giacomo Varamo con forza sulle mani del muro. Giacomino al servizio. Su Leo. Nervino. Egidio Nervino. Stavo notando Magurno. ottimo il colpo sulla linea di fondo. Magurno al servizio, la prende, Puntorieri. Forse un pallone era destinato out. Sì, nell'indecisione la prendo, non la prendo. E poi la prende male. Passa in vantaggio Diamante. Avanti di 1, 16-15. Servizio ancora di Magurno, pallone teso, stavolta sul Remo. Pugliatti all'indietro per Cimino che schiaccia. Si insacca tra le mani di Fedele. Sì, muro solitario di Fedele, forse sbagliano i suoi compagni a lasciarlo da solo sull'attacco di Cimino. Peppe Orlando al servizio. Nervino. Primo tempo, Murato, il numero 12 Fedele. Peppe Orlando, pallone Sfiora la teso. rete. Tacca, Questa volta è mani out di Fortunato. Le due squadre che continuano a navigare punto a punto. Nervino e Egidio al servizio. Pallone teso. Giacomo Varamo. Cimino questa volta si ferma sul nastro. un po' frettoloso qua il capitano della Jolly. Lo spazio per attaccare ce l'aveva. Il muro non era ben composto nel campo avversario. Oh, qua la prende Peppe Orlando all'ultimo secondo. Attacca il numero 3 del Diamante. Poi Remo il pallonetto, ma c'è copertura a fondo campo. Ancora Leo. Pugliatti l'alza per Remo, forte. Forte, non tiene Tarasco. Pareggia i conti. Nuovamente Fabio Remo. 18 pari il punteggio. Tarasco riceve all'indietro per Fortunato. Murato da Fabio Remo. Che muro di Fabio Remo. Sì, la palla carambola sulla testa del poco Fortunato. Fortunato di nome in questo caso. Pugliatti al servizio. Sul Nervino. Ancora tesa, ace di Marco Pugliatti. Ottimo questo suo servizio. Break Jolly e primo time out della partita. Time out chiesto da Diamante Sport
allenato da coach Presta. Inquadrata la Jolly 5 Frondi, guidata da mister Tomasello. Mister Tomasello, Renato, che è stato nominato secondo allenatore, sì, è stato convocato B nella nazionale italiana B. Squadre nuovamente in campo al Palasport di Diamante. 18-20 il punteggio. Jolly avanti di 2. Ancora la Jolly al servizio con il suo alzatore Marco Pugliatti. Sempre in quella zona del campo. Primo tempo. La prende Pugliatti in bagger Santa Croce. Cimino schiaccia bene. Palla mani out. Cimino con forza sfrutta le mani del muro. Fa bene perché il muro era abbastanza chiuso, compatto. Pugliatti ancora per la Jolly, sempre pallone teso, ma stavolta dall'altra parte del campo. Attacca Leo su Santa Croce, poi pallone che finisce nell'altro campo. Il numero 12 Fedele non si fa pregare e mette a terra. 19-21. Fedele al servizio. Da fondo campo Fedele, colpisce in pieno Barreca che non prende bene questo pallone. Ed è quindi ace per Fedele. Accorcia le distanze Diamante, 20-21. Ancora Fedele al servizio, sempre da fondo campo, senza salto. Riceve Varamo, Pugliatti verso Remo, bravo qui. Trova un buco e beffa la difesa lunga del numero 12 Fedele. Legge bene quindi Remo la posizione degli avversari. Fischia l'arbitro, Remo in spin. Nervino, attenzione al primo tempo. Primo tempo vincente. Leporini. Sì, del centrale, Leporini. Fortunato al servizio. Su Remo. Pugliatti la smessa per Varamo. Varamo, muro di Leporini. Monster block del Diamante che riaggancia il risultato. 22 pari. Leporini fa sentire i suoi centimetri d'altezza in questo muro. E l'esperienza. Servizio Diamante, tesa su Puntorieri. Pugliatti dall'altra parte per Varamo. Che questa volta beffa il muro con un pallonetto preciso alle spalle di Leporini. Tocco morbido. Eccolo qua, l'abbiamo rivisto nel replay. Bravo qua Giacomo Varamo, classe 2001. Barreca al servizio. Su Nervino. Leo dalla parte opposta tenta anche lui un pallonetto, ma c'è buona guardia del nostro alzatore. Dall'altra parte attacca il Diamante. Forte! E lo fa bene con da seconda linea il numero 18 Fortunato. Tira fuori una bomba. Molto bello Tanto questo cambio. È uscito il numero 3 Leo e va alla battuta il numero 7 Perrone. E time out Jolly. Sì, va bene Tomasello a chiamare time out in questo momento. Jolly che ad un certo punto è stata avanti di 3 punti sul 21-18 se non mi sbaglio.
poi il risultato riagganciato dagli avversari. Di nuovo punto a punto. E ora squadre nuovamente in campo sul 23 pari. Servizio del Diamante su Varamo, non al meglio qui. Arriva Pugliatti in bagger, schiaccia Varamo. C'è la copertura, attacco centrale di Leporini che stavolta Non c'è tocco del muro. Stavolta l'attacco centrale va out ed è set point A un passo per la Jolly. il Diamante. E time out nuovamente. Diamante questa volta. Coach Presta chiama a raccolta i suoi. Jolly al set point in questa gara 1 delle semifinali playoff promozione. Squadre nuovamente in campo, ricordiamo. E primo c'è un arbitro. cambio. Sì. Esce Pugliatti per Laurendi, quindi alziamo il muro, Sì. Eccolo mentre inquadrato al Domenico. servizio Cimino. Perfezionato anche, no, è rimasto in campo il numero 7 che ha appena ricevuto. Di nuovo ci riprova, Fortunato. fortunato, ma c'era buona... Guardia di Cimino. ah. Muro! Vincente della Jolly. E finisce qua il primo set al Palasport di Diamante. 1-0 per la Jolly 5 Frondi. 23-25 questo primo set. Ecco inquadrati i ragazzi di Tomasello, che ha chiuso con un muro formato dalla coppia Laurendi e Orlando. Dato che eravamo offline, Renato, ripetiamo le formule del playoff, dei playoff. Sì, ci sarà gara 1 che è questa, insieme all'altra gara 1 che si terrà domani tra Corigliano e Farmacia Giancotti, Bel Volley, Belvedere. Dopodiché ci sarà gara 2, giorno 11 alle 18, 5 Girati, Frondi. Renato, girati. Buongiorno, buonasera a tutti. Attenzione che abbassate la luminosità del vostro schermo perché io rifletto. E fu così che zio Aldo abbassò il volume. Salutiamo zio Aldo. Anche lui è uno riflessivo, eh? Dicevi, Renato, dei playoff? Sì, gara 2 si terrà giorno 11 con l'eventuale golden set, non ci sarà gara 3. Sì, in caso di In parità. caso di parità E poi le vincenti si andranno scontreranno nella finale, in cui ci sarà gara 1, gara 2 e gara poi 3. l'eventuale gara 3. La Jolly che ha conquistato questi playoff dominando il campionato. Giorno 11 sarete soli, tu e Annalisa, perché io sono impegnato nel motoraduno. Perfetto. Dicevo, Jolly che ha dominato questo campionato con 25 vittorie, una sola sconfitta, sempre in prima posizione. ASD Diamante Sport invece in quarta posizione.
squadre nuovamente in campo. Abbiamo visto, guarda, Tomasello che ancora dà spiegazioni al libero della Jolly. Santa Croce, non ci sono cambi nelle due formazioni, quindi Diamante con Leporini, Leo, Magurno, Perrone che Nervino. è entrato a fine del primo set, è stato confermato. Giacomo Eccolo, Varano al Perrone servizio. stesso, ad una mano. La prende Puntorieri, la gioca la Jolly con Pugliatti, tacco centrale vincente del numero 12 Fedele, e parte bene il Diamante. 1-0. Nervino al servizio, tesa Out. ed è in lungolinea di Nervino. Lasciano sfilare i giocatori della Jolly. Pallone sulla linea. Ci riprova, questa volta Su ci Varamo. va Varamo. Ci arriva Pugliatti poi su questo pallone. Da posto 4, attacca forte. Confusi. Ebbene. Confusione in campo Jolly. Terzo punto consecutivo del Diamante. Problemi nella ricezione della Jolly con questo servizio. Sempre Atteso su Varamo, questa volta riceve bene, e Remo che insacca la palla sui due, la coppia Fortunato Fedele. E quindi conquista il primo punto alla Jolly. Bravo Fabio Remo qui nel colpire il muro avversario. Peppe Orlando al servizio per la Jolly. Su Tarasco, La schiacciata viene presa da Varamo, ci arriva Barreca e la manda di là. primo Orlando. tempo, attenzione, muro di Barreca su Fedele. Penso si sia fermata sul nastro Sì, forse si è fermata pure sul nastro, ma c'era comunque sulla palla. sì, Barreca. 3-2 quindi il punteggio. Ancora Orlando al servizio, sempre in quella zona del campo. Attacca Fortunato, c'era il muro della Jolly, pallone che passa e sbraccia Orlando. Sì, ma non trova il posizionato, pallone. era posizionato sul lungolino, sulla parallela. Fedele al servizio. Remo, Pugliatti all'indietro per Cimino, schiaccia forte, tiene bene il Diamante e pallone rimandato di là con Magurno. Remo ancora per la Questa Jolly, volta muro lavorato. del numero 18 Fortunato. Ed è 5-2 il punteggio. Jolly sempre sotto di 3. Deve respirare la squadra di Tomasello. Da fondo campo sempre Fedele. Pugliatti la gira per Remo, stavolta mette a segno. Ed è terzo punto per la Jolly. Pugliatti al servizio su Nervino. Primo tempo di Leporini. Con una mano grande Pugliatti qui nel recupero. Ci arriva Tarasco su questo pallone. L'attacco. Ed è mani out sull'attacco di Perrone. Muro di Cimino. Perrone sta facendo abbastanza male al 5 frondi. Ha fatto bene fino qui. Presta a riconfermarlo in questo set.
Fortunato al servizio. Pallone teso, infatti sbatte sulla rete. Cimino schiaccia, è out. È in questo attacco. Sì, è in. Quindi Jolly che si riporta a -2. Fabio Remo molto forte il suo servizio. Tarasco ci arriva e ci arriva anche Perrone. Free ball quindi per la Jolly. Pugliatti, la smista per Claudio Cimino. Ancora Tarasco, li prende tutti i palloni. Varamo in pallonetto, copre Leporini, attacca Perrone, mani out. Mani out. Una grandissima azione del Diamante Sport per ottenere questo 7° punto. Punto che si è chiuso con l'attacco di Perrone sul muro avversario. Pallone out, 7° punto quindi. Attenzione al lungolinea di Perrone. Sì, si devono rispettare le distanze nel quadratino di riscaldamento. Oppa! E questa volta non è un lungolinea. Time out. 5 pronti. Eh sì, si deve ricompattare la Jolly. Quattro i punti a separare le due squadre. Primo arbitro Mazzantonio da Gimigliano, secondo arbitro Nicolazzo Maurizio da Lamezia. (8-4). Rientrano in campo le squadre. Perrone pronto al servizio per il Diamante. Pallone sempre teso, stavolta la riceve bene Varamo, attacca fortissimo Claudio Cimino. Sì, con muro 1. Anselmo Molto veloce. Barreca al servizio per la Jolly. Fischia l'arbitro, può battere Barreca. Per poco non ha pestato la linea. Tarasco che ha preso il pallone al limite e viene anche attaccato da Perrone. È una doppia. La doppia. E anche questa. Guarda, forse per una volta che il Diamante era un po' in difficoltà nel contrastare l'attacco della Jolly, c'è stata la doppia. 9-5. Leporini al servizio. Pallone che passa di là. Nervino Cocco del muro. Abbastanza in difficoltà la Jolly in questo momento. Ottimo l'attacco di Nervino. Avanti di 5. Diamante Sport. Ancora Leporini al servizio. Riceve Varamo. Sistema il pallone. Pugliazzi alla grande per Peppe Orlando. Non si fa pregare il centrale 5 frondese Locale. Sì, proveniente da Cetraro. Peppe Orlando. 10-6 il punteggio. Claudio Cimino al servizio. Pallone teso su Tarasco. Riesce a riprendere il pallone la Jolly. Ottima anche questa risposta. Fortunato in Bagher. Dall'altra parte Nervino. Ci arriva Santa Croce. Pugliatti verso Varamo. Tocca il muro. Si ricompatta la Jolly. All'indietro Remo. Cimino tocca. No, tocca il muro. non l'ha Tocca il toccata. muro. Cimino schiaccia ancora e poi il muro del Diamante che si stava per fermare sul presunto quarto tocco.
ma era evidente il tocco del muro. 11-6 quindi il punteggio. È stato murato Cimino. Chiede time out, no, formazione. Il capitano, nonché alzatore Magurno. Sull'11-6, questa piccola pausa. Doppio cambio. Doppio cambio per la Jolly. Esce Cimino per Laurendi. il secondo alzatore Laurendi e Pugliatti per Raul Spanò. Opposto per alzatore. Classico. Sì. E chiama anche formazione la Jolly. Adesso alzatore in +1. Piccola pausa. Ora il gioco può riprendere. Magurno al servizio. Riceve Paramo. Su Paramo. Laurendi Paramo viene all'indietro proprio servito. per Paramo. Al limite dell'invasione. Palla lunga, arriva Puntori E dai! Incompressione qua. Ho capito. Laurendi e Orlando stavano per andare tutte e due sul pallone. Alla fine non c'è andato nessuno dei due. La seconda è dell'alzatore. Sì. Quindi avanti di 6 Diamante. Ancora Magurno al servizio. Riceve Sempre su Paramo. Laurendi verso Spanò. Ottiene il suo mani out. fuori. Ottima questa combinazione della Jolly. Bravo Spanò qui. Paramo al servizio. Pallone su Magurno. No, pardon, Magurno è l'alzatore. Poi è arrivata noi. Forte. Schiacciata fortissima che non riesce Paramo a tenere il pallone in gioco. 13-7 il punteggio. Nervino, pallone teso, sempre su Paramo, un po' in difficoltà. Tocco del muro. E ancora una volta Spanò ottiene mani out. 13-8 il punteggio. Peppe Orlando al servizio per la Jolly. Giove Nervino, attacco centrale. Ancora una Ci volta mette le mani vincente. Barreca. Fedele. Ottima combinazione con l'alzatore. 14-8. Proprio Fedele ad andare al servizio per il Diamante. Sempre da fondo campo. Colpisce fortissimo il pallone. Pallone che finisce dall'altra parte del palazzetto. E quindi Jolly che ottiene il nono punto. 14-9 il punteggio. Servizio di Spanò. Su Perrone al limite del fondocampo. La parata e poi Leporini che essendo alto basta che ci mette una mano e schiaccia bene. Rientra 15-9. Pugliatti, esce Raul Spanò, rientra Cimino e esce Laurendi. Quindi ripristinato il cambio al servizio Fortunato.
Fortunato al servizio. Pugliatti ad una mano all'indietro per Fabio Remo. Stavolta la smista per Cimino, tocca ancora il muro, tocca anche Fortunato, dall'altra parte la schiacciata di Perrone. Ancora Cimino per la Jolly. Out, mamma pallone mia. troppo lungo. Mamma mia. 16-9 il punteggio, tutt'altra Jolly in questo set rispetto al primo set. Confusione totale, Sì, tutto da resettare. Fortunato al servizio per il Diamante, riceve puntorieri. Pugliatti sempre ad una mano, ma stavolta palla accompagnata di Pugliatti. Non gli arriva un pallone buono a Marco Pugliatti. Per la seconda volta consecutiva va ad una mano ad alzare il pallone e chiama time out mister Tomasello. Blackout totale della Jolly 5 Frondi. Diamante Sport che ovviamente ne approfitta. 17-9 il punteggio. Guardate Tomasello come sbraccia. Squadre nuovamente in campo dopo questo time out chiesto da coach Tomasello. Remo riceve, Pugliatti all'indietro, sempre per Remo, c'è Tarasco, il libero, poi ancora Remo, ma è invasione? No, doppia. Vabbè. Doppia quindi dalla Jolly. Avanti di 9, Diamante Sport. Ancora Fortunato al servizio, questa lunga serie positiva. Cimino prende il pallone e anche il muro avversario. Poi Remo schiaccia, c'è Fortunato a coprire. Perrone schiaccia forte, puntorieri. Poi Cimino a rispondere, Tarasco. All'indietro l'alzata e out poi il colpo di Fortunato. E Jolly che torna al punto. 18-10. Remo al servizio per la Jolly, non effettua la spin ma la float. Perrone attacca, Remo la prende, ma il pallone che schizza via. 19esimo punto del Diamante. Serve un reset per la squadra di Tomasello e invece serve continuità per la squadra di Pressa. Perrone. Si fanno sentire anche i tifosi. Cimino schiaccia forte, pallone che finisce sul soffitto del Palasport. 19-11 il punteggio. E per la Jolly pronto Anselmo Barreca al servizio. Pallone teso il suo, Tarasco riceve, smistato per Nervino, ma è out il suo attacco. Jolly che conquista il suo 12esimo punto. Gli ultimi 2 punti conquistati per errore avversario. Anselmo Barreca, sempre pallone teso, tocca anche il nastro. Attacco centrale di Leporini, la prende Pugliatti, poi attacca Varamo, viene murato. Pugliatti, stavolta all'indietro per Cimino, schiaccia forte e tiene, che non tocca il soffitto, muro di Orlando, pallone rimandato di qua.
Pugliatti sempre verso il suo capitano Cimino, pallone in. E 13° punto per la Jolly Cinquefrondi, 19-13. Anselmo Barreca al servizio. Ancora teso il suo servizio. Su Perrone. Fortunato non colpisce al meglio. Orlando in bagger per Cimino che schiaccia, c'è il muro, Orlando copre. Faramo schiaccia, tocca anche il muro, Fortunato. Dall'altra parte la schiacciata. Nell'angolino. E arriva ai 20. Diamante Sport. Chiama anche formazione il capitano Magurno. Leporini al servizio, molto teso. Pugliatti costretto al bagger, Varamo schiaccia come può. Tacco di Nervino, Puntorieri, il bagger rovesciato per Varamo che schiaccia forte sulle mani del muro avversario, ottenendo così il 14° punto per la sua squadra. (20-14) il punteggio. Claudio Cimino per la Jolly. Pallone teso, schiaccia Nervino, Mani lascia out. sfilare. Fortunato lascia sfilare. Ha letto bene che il pallone andasse out. 21 per il Diamante, 14 per la Jolly. In bagger Pugliatti sempre verso Varamo, schiaccia out. Aveva tutto lo spazio Varamo, ma Jolly in totale out. 22-14. Fuori Varamo, sì. entra sicuro. Lascia riposare un po' Varamo. Deve riprendere sicurezza Giacomo. Ed è entrato sicuro. Giacomo non era sicuro. Magurno al servizio. Cimino da dietro, tocca il muro? No, non tocca. Tocca il nastro e il pallone che finisce out. 23-14 il punteggio al Palasport di Diamante. Ancora in +1 Magurno il Diamante. sul sicuro. Primo tempo, da un pezzo che non si vede più il primo tempo. Primo tempo dell'Orlando Furioso. Sì, queste sono prove per il terzo set. 23-15. Andrea Sicuro al servizio per la Jolly. Su Tarasco. Nervino. Mamma mia, che schiacciata che ha tirato Nervino. Una lungolinea. Sì, Santa Croce non ha potuto farci niente. Ancora servizio ed out. di Nervino out, sì. 24-16 quindi. Peppe Orlando al servizio per la Jolly. Nastro e finisce qua.
il secondo set, 25-16 per Diamante Sport. 1-1 e palla al centro. Esatto, come si direbbe nel calcio. E quindi tutto da rifare per la formazione di mister Tomasello. Invece tutto da confermare per mister Presta e il suo Diamante in questa semifinale, gara 1 dei playoff promozione. Ci risentiamo tra pochissimo. Trazioni per l'arbitro per rialzarsi, pronto per il terzo set qui al Palasport di Diamante. Si ripartirà quindi dall'1-1 di set. Prima la Jolly 25-23, poi Diamante risponde con un 25-16, con una Jolly praticamente in blackout totale. Capita spesso alla formazione 5 frondese. Adesso vedremo chi vincerà il prossimo set. Squadre che rientrano in questo momento in campo. Jolly con il solito 6, Cimino, Pugliatti, Barreca, Orlando, Remo e Varamo, puntorieri, libero Santa Croce, l'altro libero, uno per la ricezione, uno per la difesa. Anche il Diamante con la formazione del secondo set, quindi Leporini, Perrone, Magurno, Fedele Tervino, Fortunato, sì. Fedele Fortunato e poi il libero Tarasco. In +1 intanto inizia il Diamante. colpo su Varamo, Pugliatti, la gira per Cimino, tocca il muro, la risposta di Fortunato, Pugliatti ancora verso Varamo, colpisce forte, viene preso il pallone, lo gioca a Barreca, Pugliatti all'indietro, sempre per Cimino, doppia.
doppia di Pugliatti in alzata. E quindi 1-0 per Diamante Sport. Ancora al servizio con il suo capitano Magurno. Riceve Varamo, bene. Pugliatti, sempre all'indietro per Cimino. Pallone in. E quindi pareggia Pugliatti, non serve il centrale Barreca, anche se era pronto sulla palla. Barreca al servizio. Su Nervino. Palla spinta di Fortunato. Nervino al servizio per Diamante, riceve sempre Varamo, preso di mira e attacca il giovane Varamo. Pallone smistato per Perrone, riceve Puntorieri. Pugliatti verso Varamo, schiaccia forte, pallone che non tocca la trave e quindi viene recuperato dal Diamante. Free ball per la Jolly, vediamo, la sfrutta con Varamo, la prende Puntorieri e Varamo che schiaccia nuovamente. C'è a fondo campo Nervino, Fortunato schiaccia sulle mani del muro della Jolly e ottiene il terzo punto per la sua squadra. A Jolly che non ha saputo sfruttare le free ball. Vediamo Cimino sotto il seggiolone dell'arbitro. Servizio di Nervino, viene preso da Orlando dopo il tocco del nastro. Varamo a schiacciare, recuperano anche queste i giocatori del Diamante. Pugliatti all'indietro per Cimino, pallonetto, ci arriva Tarasco, l'ha presa. Puntorieri, Pugliatti, Varamo, schiaccia di nuovo Tarasco. Ancora Tarasco, sempre lui, schiaccia Perrone. Cimino per la Jolly, c'è il muro compatto. In bugger Remo e schiaccia Varamo, viene presa anche questa dal Diamante. Ottima azione, attacco centrale vincente di Peppe Orlando e quindi finalmente la Jolly che torna a giocare con il centrale. Ottima azione da una parte e dall'altra, applausi di tutto il palazzetto, sentite. (3-2) quindi il punteggio. Jolly che accorcia le distanze. Chiesta ancora una volta formazione dal capitano Magurno. E Jolly che si prepara al servizio con Claudio Cimino, il capitano, l'opposto della Jolly, Cimino. Pallone molto teso. Nervino. È regalato. Dopo il forte servizio. Giacomino Varamo. Sì, dopo il tesissimo servizio di Cimino. Pallone che finisce nel campo della Jolly. Varamo salta bene e schiaccia bene. Riagguanta il punteggio la Jolly. Claudio Cimino sempre tesa, sempre su Nervino. Ancora il pallone che va a finire nel campo della Jolly, sempre Varamo a mettere a terra. Questa volta non schiaccia, sposta la palla in posto 4. È stato bravo che questa volta il Diamante era piazzato molto bene, quindi lui ha fregato tutti. Ancora Cimino, sempre tesa. Pallone che tocca il nastro. Porta in controtempo il Diamante. Eccolo qua, lo rivediamo nel replay. Nervino che tocca il pallone e poi Carambola, mi pare. Sì, sul suo compagno di squadra. Penso o Magurno o Fortunato, non lo so, non ho visto bene. Sta di fatto che la Jolly passa in vantaggio di 2. 3-5 il punteggio.
È stato chiamato time out da coach Presta. Rientrano in campo le due squadre. Sul Nervino questa volta riceve bene, Fortunato tenta un pallonetto, Varamo alla schiacciata ed è out, Out. non c'è tocco. No, non c'è. Si era coordinato bene Varamo, però pallone che finisce troppo in diagonale. Richiamato Magurno sotto il seggiolone dell'arbitro. Andiamo. Primo arbitro Mazza Antonio a parlare con Magurno. Poi Magurno che si rivolge al quadratino di riscaldamento dei suoi compagni di squadra. È out. Viene presa da Orlando, Cimino costretto al palleggio, quindi costruzione del diamante, Perrone schiaccia, tocca il muro 5 Frondese, Pugliatti, la smista per Varamo. Si carica Garamo su questa palla. Tocca il muro di Fortunato. Lasciato solo Fortunato, avanti di 2 la Jolly. Giacomo Varamo al servizio. Su Nervino, facile, primo tempo, Murato, Leporini. Eh sì, Peppe Orlando questa volta non si fa fregare, salta bene ed intercetta l'attacco di Leporini. 4-7. Varamo, sempre su Nervino, in bagger all'indietro. Costruzione Jolly, Remo, in Non ce la pallonetto. fa Remo. Magurno a coprire, poi Leporini ad alzare. Schiaccia e Si trova insacca. l'insaccata di Fortunato. Mani non dentro il campo. 5-7. Fortunato al servizio per Diamante. Puntorieri Puntorieri. riceve. Pugliatti, la smista al centro per Peppe Orlando. Pallone che viene recuperato e giocato in bagger. Free ball per la Jolly. Pugliatti verso Remo, schiaccia forte. Ebbene, Sì, aiutato dal nastro. Finisce sulla riga laterale. avanti di 3 la Jolly. Si abbassa Fortunato. Ed è punto di Remo. Orlando Peppe. al servizio. Su Nervino, lascia sfilare e controlla bene, vede bene, la palla Sì, sì. finisce di pochissimo out. Di un nulla, di un soffio. Pallone out di Orlando. Servizio Oh! Diamante. Duello aereo. Attacca Nervino, tocca il muro della Jolly, tocca anche Puntorieri e può schiacciare Remo. Cerca il centrocampo senza difesa. Spinge la palla Remo. Bravo, bravo qui lo schiacciatore della Jolly. Op. Abbiamo rivisto anche il replay. 6-9. Pugliatti al servizio, riceve il muro Murato. della Jolly su Nervino. Nervino di nuovo ci riprova, questa volta non ce la fa Magurno a riprendere questa palla. Decimo punto della Jolly, avanti di 4 la squadra del 5 Frondese. Dopo questo muro
Pugliatti al servizio su Oh. E poi pallone rigiocato, torna nel campo del Mamma mia. Diamante e l'ha schiacciato poi bene Leporino. Tarasco. Varamo, Pugliatti all'indietro per Remo, schiaccia forte e bene e mette a segno l'11° punto per la Jolly. 6-11 a Palla Sport di Diamante. Un po' di blackout del Diamante, adesso si fanno sentire i tifosi della Jolly. Ancora Pugliatti al servizio, Dentro il campo, non legge bene questa volta Perrone, la palla finisce all'incrocio all'interno del campo. Tra l'altro nessuno gli ha detto out, quindi poteva evitare di scansarsi. Era Avanti solo di un sei. passo avanti, fosse Sì, stato un infatti. passo indietro. 6-12, ancora Pugliatti, sempre in quella zona del Sempre campo. su Perrone, Nervino schiaccia out. non c'è tocco. Tentato un colpo forte Nervino, pallone completamente out. Nervino e Gidio, perché c'è anche il numero 9 Nervino Vincenzo che non è in campo. Pugliatti Su stavolta pallone out, sì. Si scansano all'ultimo i giocatori del Diamante. Si interrompe qui questa striscia positiva della Jolly. 7-13 il punteggio con Leporini al servizio. Sì, da fondo campo senza saltare, pallone teso su Varamo, puntorieri in bagger su Claudio Cimino, tocca il muro, mani out, mani out conquistato dal capitano della Jolly e quindi 7-14. Il Diamante che c'è adesso in campo è la Jolly dello scorso set. Remo al servizio, spin per lui sulla spalla e fa Magurno, riesce a raddrizzare questa palla presa di spalla. Sì, guarda, tocca proprio all'ultimo secondo Magurno. 8-14, servizio Diamante Sempre su Varamo. Varamo che schiaccia bene, il pallone giocato in bagger, free ball quindi per la Jolly, vediamo come la sfrutta con Cimino, schiaccia Una mano di Magurno, altra free ball, ma spreca tutto. sì, conflitto tra il libero Tarasco e Nervino. Nervino non imprime abbastanza forza alla palla per poterla mandare dall'altra parte. È arrivato all'ultimo secondo su questo pallone Nervino, giustamente non ci ha messo forza. C'era il libero però. Sì, Tarasco. Barrega 8-15. al servizio. Out, lascia sfilare Tarasco. Ed è Nervino al servizio. Molto tesa, sempre su Varamo. Prende Tarasco e altra free ball. La può sfruttare la Jolly. Pugliatti verso. È out questa. C'è l'invasione. Però c'è invasione del numero 18. Quindi È 16° fortunato punto in Jolly. discesa. Fa buona guardia il secondo arbitro Nicolazzo Maurizio da Lamezia. Cimino sul Nervino. Perrone. Oh. Ehi. Pallone che tocca il muro laterale del palazzetto. 10° punto per Diamante. 10-16. Vediamo se Diamante continuerà a battere su Varamo.
Secondo me devono iniziare a smistarla anche da altre parti del campo. Deve non fare solo sul un Varamo. mezzo passo indietro Giacomo, che gliela tirano sempre tesa, Sì. altezza del torace. Vediamo se cambiano. Questa volta No, invece è sempre su corta. Varamo. Cimino Ed è out. out. Sopra la testa del muro avversario l'attacco di Claudio Cimino. 11° punto per Diamante. 16 quelli del 5 Frondi. Battuta del Diamante, riceve Orlando. Pugliatti verso Varamo, si coordina. Sì, Benissimo. bella azione con Peppe Orlando che si porta dietro Leporini e lascia così muro a 1 Giacomo Varamo. Sì, tra l'altro Giacomo, ripeto, coordina benissimo. Ha fatto un ottimo attacco. 11-17. Varamo al servizio. Su Tarasco. Attenzione, 4. Diciottesimo punto Jolly. Nastro per l'attacco di Perrone. Bisogna rispettare le distanze come sempre del quadratino di riscaldamento. Varamo. Su Tarasco. Alto. Fortunato con muro 1. Controlla bene il campo, la posizione degli avversari. E ha tutto il tempo anche per schiacciare. Fortunato al servizio. Sempre su Giacomo Varamo, primo tempo, attenzione che è stata ripresa. Oh, ottima azione della Jolly. Sì, con un po' di confusione, con Giacomo Sì. Varamo Sì, confusione che ha perché rubato la palla. a puntorieri, è vero. Lo sovrasta il suo compagno Sì. di squadra e essendo più alto. E il palleggio poi la smista al compagno di squadra. Ed è Giacomo, ed è Peppe Orlando al servizio. Inoltre la Jolly che stava già per esultare sulla schiacciata di Peppe Orlando. Poi si sono girati a tempo i giocatori. 12-19. Sempre su, questa volta intercetta Nervino su Tarasco, primo tempo di Leporini che lascia di stucco Peppe Orlando. Sì, pallone tra le gambe per Peppe Orlando. Con pallone tra le gambe di Peppe Orlando. Lo stesso Leporini al servizio. Formazione chiamata da Capitan Magurno. Non era Leporini al servizio. Magurno ha fermato appena in tempo. Infatti. Tocca a Perrone Giustamente allora servire. viene il dubbio, dice ma è lui al servizio, non penso, chiamo formazione. Servizio Diamante teso su Varamo. Pugliatti. Remo forte, Remo. trova posto 1 senza nessuno. (13-20) il punteggio. Pugliatti per la Jolly +1. Su Tarasco. Nervino in campo restituisce la palla nell'angolino. Ora Leporini al servizio. Vediamo sempre su Varamo. Preso ormai di mira, sì, sempre su Varamo, ma riceve bene Varamo. E Remo, tocco del muro. Leporini in tuffo, in semituffo. Mentre non si coordina bene, questa volta Fortunato da seconda linea. Il pallone era troppo alto per lui. E c'è un time out Diamante. Sì, time out chiesto da coach Presta. 14-21. Palla sport di Diamante.
inquadrata la squadra di Tomasello. Mister Tomasello che ha sempre tanto da dire ai suoi ad ogni time out. (14-21). Sempre Remo al servizio. Su Perrone, sì, con la punta delle dita Magurno manda in posto 4 e in tuffo Alessandro Santacroce, non ce Sì, la fa. per la seconda volta in questo set Sì, Magurno, ogni volta che gli arriva male una ma sa che ricezione. quella posizione è sguarnita, Gabriele. Sì. Varamo, Pugliatti dietro per Cimino. Tarlanetto, ma ci pensa, peccato non riesce il numero 12 Fedele dopo l'intervento in tuffo del libero Tarasco. Anselmo Barreca al servizio. Non è stato ancora servito Barreca Al centro. al centro. Tarasco palla da quest'altra parte, ci pensa Invasione aerea. sì, ci pensa Giacomo Varamo, ma le mani erano dall'altra parte e quindi invasione. Si fanno sentire ancora una volta i tifosi della Jolly. Barreca al servizio. Su Nervino. Attacco forte. Sì. Sempre il Sì, solito fortunato. 16-23. Nervino e Gidio al servizio. Riceve Remo. non bene Remo. Varamo, Tarasco come sempre. Primo tempo. Preso questo pallone. Tutta la Jolly in avanti. (17-23) con il punto del centrale servito per 2 volte consecutive il numero 12 Fedele. E Fedele al Remo. saltatore. Varamo si coordina. Bravo. Mura 1. Sette point a disposizione. Cambio di alzatore, esce Pugliatti, entra Laurendi. Molto arrabbiato coach Presta con i suoi. Cimino al servizio. Nervino, sempre solita. Laurendi che rimanda di là. Quindi Magurno a smistarla per Perrone. C'era buona guardia di Santa Croce. Remo in pipe. Perrone ci riprova ed è out. No. Tocco del muro. Tocco del muro secondo l'arbitro. Anche Tomasello dubitava su questa chiamata. No, non è sembrato anche dal replay, sinceramente. Vabbè, si va avanti. 18-24. Fedele al servizio. Mamma mia. Varamo, poi pallone che viene rimandato da Magurno all'indietro per Fortunato. Out. È in. Il suo attacco. Altro set point annullato. 19-24. Non la vuole chiudere la Jolly. Si chiude invece il cambio, rientra Pugliatti ed esce Laurendi. Time out anche chiesto da coach Tomasello, qui inquadrato. Raccoglie i suoi giocatori. Alla vostra sinistra Antonio Melara.
classe 2003, età media della Jolly 21 anni. DS Belcastro. Secondo arbitro Nicolazzo, che rimanda in questo momento le squadre in campo. 19-24 al Palasport di Diamante. Sempre fedele al servizio. Sul remo, palla corta. Murato, ma il pallone viene recuperato dalla Jolly. Free ball, bravo Puntorieri qui. Attacco centrale di Leporini, che mette a segno. Non riesce a tenere in gioco il pallone Claudio Cimino. 20-24. 4 set point annullati. Ancora fedele al servizio, come al solito la sua battuta da fondo campo. Sul remo. Pugliatti, attacco centrale di Peppe Orlando. Ancora Pugliatti, stavolta verso Varamo. C'era invasione. Accettato, sì. C'era invasione aerea. Abbastanza evidente. Proteste del pubblico. Sì, era completamente la palla dalla parte opposta. Eccolo Vediamo qua. l'ex arbitro cosa dice al nostro cameraman ex arbitro. Conferma anche lui. Sì, si è visto sia in diretta sia nel replay. Ecco le squadre al cambio campo, quindi 20-25 questo terzo set. Jolly avanti 2-1. Adesso tutto da rifare per il Diamante. E Jolly tutto da confermare, come sempre. Nello scorso set a parti inverse. Primo set 25-23, secondo set per la Jolly, poi secondo set 25-16 per il Diamante, e poi terzo set 25-20 per la Jolly, quindi 2-1. Inquadrato il piccolino qua. Vi saluto a tutti quanti. Ci risentiamo tra pochissimo, tempo di riposarci un po', anche perché fa molto caldo, vedo che c'è tantissima gente qui presente al palazzetto. Due a 1 di set al Palasport di Diamante. Squadre nuovamente in campo, pronte per il quarto set dell'incontro. Gara 1 delle semifinali dei playoff. Ricordiamo la Jolly classificata prima in campionato, dominato il campionato, sempre prima posizione per la squadra cinquefrondese. 25 vittorie, una sconfitta. Bel volley e
Bel volley che che domani si scontrerà con Corigliano, seconda e terza posizione, e poi quarta posizione del Diamante che sta affrontando in questo momento la Jolly Cinquefrondi. Batterà la Jolly, tutto pronto per il quarto set con Fabio Remo, formazione invariata per il Diamante. Remo in Spin, bene Tarasco, non benissimo. non benissimo, infatti finisce, si lancia Nervino ma arriva sul pubblico. Beh, Tarasco fino a qui ha tenuto benissimo per tutta la partita, è per adesso il migliore in campo del Diamante. Primo tempo. La prende Puntorieri, ancora pallone giocato dal Diamante, colpisce il muro di Barreca, il pallone che finisce out, 1 pari. Pallone che cade davanti a Claudio Cimino. Nervino al servizio. Oh, si fa male? No. Si è coordinato male. Si è coordinato male, è partita di lato la palla e finisce sulla rete. Sì, l'ha lanciata male la palla. Anselmo Barreca al servizio. Riceve Nervino, Magurno all'indietro per Fortunato, schiaccia sulle spalle di Remo e si tuffa pure per rimettere il pallone in gioco. Muro di Cimino, ci riprova Fortunato ma è 4. E quindi terzo punto per il Cinquefrondi, pallone che non supera il nastro, anche perché, come avete notato anche dal replay, Orlando era staccato dalla rete, il pallone poi è ribalzato proprio sulla rete. Barreca Su Perrone Murato, di nuovo ci riprova, c'è a fondo campo Remo, invasione di Pugliatti che è rovinato dalla parte opposta, penso. Sì. Ha provato a tenersi in equilibrio Marco Pugliatti, ma finisce nell'altro campo. Fedele al servizio. Su Puntorieri. In bagger Pugliatti. Free ball per la parte opposta. Leporini, ma c'è buona guardia di Puntorieri. Giacomo Varamo. Oh! Palla destinata out, distinto, Fedele ci mette le mani. Claudio Cimino al servizio. Pallone teso su Tarasco, primo tempo di Leporini, velocissimo. Molto veloce questo primo tempo. E comunque Leporini continua a mettere a segno, ogni volta che il pallone gli viene passato dal suo setter. 3-4. Di solito è il setter che rincorre la palla. Out intanto il servizio. Io avevo il Dalmata che rincorreva la palla. Non Fortunato qua. Fortunato. Poco. Pallone troppo lungo. Varamo al servizio. Su Nervino, Perrone, Muro a mani out.
Quarto punto Diamante, accorcia le distanze. E Perrone al servizio. Servizio di Perrone teso su Remo. Pugliatti centrale con Orlando, poi Remo schiaccia forte, Tarasco come sempre a prendere questo pallone. Remo a fondo campo, c'era Non ci arriva Perrone. Magurno, tentava di nuovo il solito tocco per l'angolo di posto 2. Si vede un po' di stanchezza nel Diamante comunque. (4-6) il punteggio. Peppe Orlando al servizio. Il suo solito rito prima della battuta. Pallone molto teso su Tarasco. Tenta Magurno di prendere questo pallone sbracciando, ma non riesce a sollevare il pallone più di tanto. Settimo punto per la Jolly. Si deve anche asciugare il campo. Intanto vi ricordo di passare dalla nostra pagina Facebook e Instagram, Edicola di Pinuccio. Peppe Orlando al servizio. Riceve Tarasco. Schiaccia Nervino. Costruzione Jolly con il pallonetto di Pugliatti. Ancora Nervino. Out. Tocca Orlando. Si è sentito il pallone toccato. Leporini al servizio. Su Giacomino Varamo. Sì, si è messo centrale. Eccola qua. Non infatti. bene Varamo. Costruzione della Jolly in free ball. Poi attacca Nervino dall'altra parte. Cimino. Pugliatti, la smista per Remo, mani out. Ed è... No. Non l'è passata. Non ho capito cosa... Ha fatto segno di tocco. 6-7. Leporini, sempre su Varamo, stavolta in palleggio. Attacco centrale di Barreca. Troppo basso. Muro della Jolly a deviare il pallone. Poi Remo, autocopertura anche. La doppia di da Barreca. miseria. Pareggia i conti, Diamante Sport, 7 pari. Cambio di centrali per la Jolly. Esce Barreca, entra Antonio Melara. Leporini al servizio. Riceve Varamo e Bagher. Pugliatti la smessa per Remo. La prende Pugliatti. In Bagher puntorieri sempre per Remo. Fortunato per Nervino che ha schiacciato. Poi Remo dalla parte della Jolly. Tocca il muro del Diamante. Ottavo punto per la Jolly. 7-8. Vediamo se ci sarà l'URL di Antonio Melara. Ormai registrato l'URL di Lagana.it. Tarasco, primo tempo. Mamma mia. Di Fedele. Primo tempo veloce, ma che la Jolly continua a non riuscire a contrastare. Di solito è Leporini, ma stavolta mette a segno Fedele. 8 pari. Pugliatti al centro per Melara, che ha schiacciato molto bene. Sì, Remo. però c'era il muro. Attacco. C'è invasione di Cimino.
che passa in vantaggio. Passa in vantaggio Diamante e si appresta a battere il capitano palleggiatore Magurno. Sempre su Varamo. Ad una mano poi Aggiusta un Pugliatti. pochino Tocca il muro. Varamo. Cimino. Buona. Tocca il muro, ma era anche in campo il pallone. Quindi pareggia la Jolly. 9 pari. Fabio Remo al servizio. Tarasco. No, era out. Ah, presa. Mani out. Oh, oh. Recuperata anche questa. Ah, pallone che poi si ferma sul nastro. L'attacco di Fortunato. E passa in vantaggio la Jolly. 9-10, c'è stanchezza. Da una parte e dall'altra. Anche sugli spalti. Fabio Remo in spin. Forte. Forte su Perdone. out. È in, è in. È in? Sì, sì, sì. Numero 7 Perrone era. Sì, ha schiacciato poi Nervino. Pallone sulla linea. E Nervino al servizio. Nervino che ha fatto un po' male nelle sue battute. Male alla Jolly. Cimino out. Bah. Non c'è tocco. Ed è di nuovo vantaggio del Diamante. Come nel primo set, appunto a punto le due squadre. Nervino. Schiaccia Varamo per la Jolly. E schiaccia bene. A scavalcare il muro avversario. Non è riuscito a tenere il gioco Nervino. Ed è di nuovo parità. Pesta. Lara, pesta. Non c'è verso, non... Sempre. Anche negli allenamenti, sempre. Servizio del Diamante da fondo campo. Cimino schiaccia, mani out, prezioso che permette il pareggio alla Jolly. 12 pari. Ancora Cimino al servizio. Sul Nervino. Tenuta. Giacomo si coordina male. Manaccia. Era troppo arretrato qua. Il pallone per Varamo. Fortunato al servizio. (13-12) Remo riceve. Poi l'attacco di Orlando. Doppia. Bonini doppia. Ormai quando il centrale va ad alzare è sempre doppia. Trovami un centrale che sappia alzare. (13 pari il punteggio). Varamo al servizio. Su Perrone. E Perrone è chiamato ma non riesce a passare. Poteva fare meglio qua Perrone. Anche lui stavolta si è coordinato male. Ecco qua che schiaccia sulla rete. 13-14.
Pallone rimandato nel campo della Jolly, copre Santa Croce, attacca Cimino, c'è il muro. Out. Mani out quindi ottenuto dal capitano Claudio Cimino. 13-15. Varamo al servizio. Attenzione al primo tempo. Sempre primo tempo vincente del Diamante. Indovinate con chi? Sempre con Leporini. 14-15. Deve fare qualcosa la Jolly. È da tutto il campionato che soffre sui primi tempi avversario. Riceve Varamo. Attacco centrale di Orlando che finisce out. E quindi di nuovo parità tra le due squadre. Perrone al servizio. Sempre su Varamo. Attacca Remo. Si difende come può. Fortunato. Vabbè, era un colpo forte. Mi stava per arrivare sulla faccia. Appunto si difende. È stato cecchinato. Cecchinato gioca a tennis. Scusa. 15-16. Orlando. Perrone. Dalla parte opposta Nervino, mani out. Leporini si prepara al servizio. Più o meno un replay del primo set, solo che le squadre sono più stanche e quindi abbiamo azioni più lente e molti più errori. Su Remo. Pugliatti. E Remo si prepara e insacca. Singolare di Fabio Remo, riceve e attacca e ottiene il 17° punto. Più uno per la Jolly con Pugliatti al servizio. Su Tarasco. Nervino dalla parte opposta, attento un pallonetto. C'è buona guardia di Pugliatti. Bravo. Si coordina bene Fabio Remo. Tra l'altro Time out. L'alzata in bugger, guarda, Diamante di Santa Croce è stata perfetta per Remo. Avanti di 2 la Jolly. Time out chiesto da coach Presta, mentre vediamo inquadrata la Jolly. Tomasello che parla con Antonio Melara, il suo centrale. Fischia il secondo arbitro Nicolazzo Maurizio. Le squadre che rientrano in campo. a 18, Pugliatti al servizio per la Jolly, riceve Perrone, pallone per Nervino, tiene il gioco Santa Croce. Remo a fondo campo. Di nuovo Nervino, tenta la palla spinta lunga. Pugliatti dall'altra parte per Remo. Muro. Sempre Santa Croce. Non ce la fa Fabio Remo lanciandosi su questa palla che era destinata out. Però bravo Santa Croce ad intercettare palloni. Si fanno sentire i tifosi del Diamante Sport. Cambio di pallone. Sì, evidentemente forse è un po' sgonfio. Si è sgonfiato. Ancora i tifosi del Diamante. Servizio del Diamante.
attacca la Jolly con Cimino, pallone che c'è tocca out, l'asta. tocca anche l'asta. Toccata l'asta. Proteste nei tifosi del Diamante, ma il pallone ha toccato nettamente l'asta. 17-19. Remo al servizio. Nervino. In bugger l'alzatore verso... Oh, e Remo non si accorge della palla che arrivava davanti. Si muove in ritardo, pensava all'intervento di Pugliatti, ma Pugliatti era impegnato poi per la seconda palla, giustamente. 18-19. Nervino riceve Puntorieri, Pugliatti, attacco centrale di Melara, forte ancora ed è in campo. Ottimo Break Jolly, cambio, esce Melara e rientra Barreca, anche se Melara ha tirato con forza, Gabriele. Al servizio per questo. Forse perché pesta. Esatto. Oddio, Anselmo non è che il piedino ce l'abbia corto, A questo punto arriva, guardalo, arriva al limite. Poteva inserire a questo punto Peppe Fazio. Controlla, vedi che arriva al limite. Sì. 18-20, vediamo. Hai visto? Primo tempo out. Ma tocca Peppe Orlando. No, non c'è stato tocco. Io l'ho visto. 19-20. Chiede calma ai suoi ragazzi Tomasello. Io sinceramente il tocco l'ho visto di Peppe Orlando. (19-20). Si infiamma questo finale. Fedele al servizio. All'indietro Pugliatti per Cimino. Out. E riaggancia il Diamante Sport. 2 errori consecutivi. 20 pari e giustamente chiama time out mister Tomasello. Vuole tenere a bada i suoi ragazzi, facendoli fare meno errori possibili. Guardate, infuriato Tomasello, come sempre, come ogni time out. E chissà se gli starà dicendo giochiamo a pallavolo, come sempre. La sua solita frase. Squadre di nuovo in campo dopo il time out chiesto da mister Tomasello sul 20 pari. Fedele al servizio, sempre da fondo campo senza saltare. Remo un po' in difficoltà, poi pallone sistemato e addirittura mette a segno Claudio Cimino con un mani fuori. Jolly che è uscito da un momento difficile in questa azione. Bravo Pugliatti a raccogliere il pallone in bugger. Bravo anche Cimino a trovare le mani del muro avversarie. Jolly in vantaggio 21-20. Cimino tocca anche il nastro. Primo tempo. Non forte qua Leporini. Muro, Santa Croce a fondo campo. Varamo che stavolta non schiaccia forte. Tenta poi di recuperare il pallone. Fortunato dopo il tocco di Leporini, ma non ci riesce a rimettere il pallone in gioco. 20-22. Claudio Cimino al servizio per la Jolly. Fischia l'arbitro. Può battere il capitano. Pallone teso. Lascia sfilare il numero 7 Perrone. Ed è time out questa volta del Diamante. Era lì Perrone. All'ultimo secondo decide di togliere il braccio. E se non mi sbaglio questo errore l'ha fatto anche nello scorso set. Non lo ricordo. Sì, in cui era un piede più in avanti, lascia sfilare il pallone.
aveva le mani Sì, l'ha alzate. lasciata, sì, in quel caso l'ha fatta proprio sfilare, questa Sì. volta non è andato, non è intervenuto. Prima era proprio un errore di valutazione, questa volta pensava che intervenisse qualche compagno. (20-23) dopo il time out. Squadre nuovamente in campo. Cimino è al servizio per la Jolly, Tarasco, che da un po' che non si vede. Remo, Varamo con Varamo un pugno a rimandare prolunga. il pallone di là, è fatto primo bene. tempo, Messo a preso segno. in contropiede. Preso in contropiede lo Scugnizzo di Siderno. Sì. Era buono l'attacco di Leporini. Fortunato al servizio. E il campo. È in. Va avanti. Da qua sopra forse era facile leggerla, Renato, ma Puntorieri è rimasto in dubbio fino all'ultimo e poi lascia sfilare e pallone in. 22-23, da qua sopra si vedeva che era in. 6, 7 Al secondi. limite, al limite. Attacco centrale di Peppe Orlando. Pallone smistato. Tocca Claudio Cimino. Ed è parità. 23 pari, si incendia il Palasport. Sentite i tifosi del Diamante. Fortunato al servizio. Tre punti consecutivi. Dopo il time out si ferma. Tutta questa preparazione di Fortunato a 7 secondi, al limite, ricordiamo il limite è di 8 secondi. Per poi C'è un mandare il cambio. pallone sulla rete. 23-24, cambio di alzatori. Alza il muro Sì. Tomasello con Giacomo Varamo al servizio sul 23-24. Primo match point. 7 match point. Varamo. Nervino Muro del della muro. Jolly. Attenzione. Oh! Sbaglia Perrone. Mamma mia. Mamma mia. All'ultimo. Sbaglia tutto. Gira. Perrone. E la Jolly che vince questa gara 1. Sì, si era messa un pochino male la partita con il secondo set, Sì, una Jolly che era con questo 3-1 in blackout, era in quel set. fuori casa, diciamo che mette la Jolly in una posizione favorevole Sì. per la partita di ritorno che si terrà, lo ricordo, giorno 11. Salutiamo il signore che ci ha dato delle informazioni prima dell'inizio della partita. Dicevo, giorno 11 alle 18 dal Pala Bonini. Sabato prossimo. Faccio anche un'altra comunicazione: a Cinquefrondi giorno 11 e giorno 12 si terrà il Motogiro Città di Cinquefrondi. Andremo il sabato sera con una gita a San Giorgio, una bella grigliata con uno spettacolo musicale. Il giorno dopo alle 11 partiamo per Mongiana, facciamo un 40-45 km attraverso le montagne dell'Aspromonte tra Fagete e Pinete, per poi andare a visitare il museo di Mongiana, per cui vi invitiamo tutti. Ecco che il camera mi inquadra per la prima volta, io di solito sono dietro. Altra perché... comunicazione, restate sintonizzati con le pagine social dell'Edicola di Pinuccio, perché questa è la settimana del patrono di Cinquefrondi, San Michele Arcangelo. Anche San Michele giorno 8, quindi vedremo infrasettimanale. cosa faremo, se la messa in diretta o la processione o tutte e due. Vi Va bene. ringraziamo. Arrivederci, da Diamante è tutto, a settimana prossima. Sotto, io non mi potete vedere. E giù. Faccio vedere, eccomi.
Arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti. Arrivederci.